La Procura di Venezia ha disposto per domani l'autopsia sul corpo di Giacomo Gobbato, il 26enne accoltellato e ucciso venerdì notte in Corso del Popolo a Mestre mentre assieme ad un amico tentava di sventare una rapina. Eseguita l'autopsia, arriverà il nulla osta ai funerali che la famiglia intende celebrare a Jesolo, loro paese d'origine. Intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere il 38enne moldavo, fermato poco dopo l'accoltellamento mentre cercava di derubare una turista. Il sindaco Luigi Brugnaro ha incontrato i 3 albanesi che hanno fermato il moldavo, dedicando anche un pensiero alle vittime dell'aggressione. Certamente le nostre porte sono aperte, l'abbraccio di padre davvero, ma anche al ragazzo che è stato accoltellato, davvero a lui e a tutti i suoi amici, davvero lo dico con emozione, ma veramente mi dispiace tanto, cioè una roba, una vita a 26 anni persa così, cioè non ci sono parole davvero, questo al di là di tutte le facciate, vogliamo dire. Dopo una prima manifestazione sul luogo dell'omicidio il pomeriggio seguente il dramma e la veglia di preghiera organizzata dalla parrocchia Sacro Cuore, sabato pomeriggio il centro sociale Rivolta di Marghera, di cui Gobbato era attivista, ha annunciato una manifestazione per le vie di Mestre. Sebastiano Bergamaschi, il 25enne intervenuto con Giacomo quella notte, si sta riprendendo dalle ferite subite. Ha detto che inseguirebbe quell'uomo altre 1000 volte, perché per lui e Giacomo non era possibile girare la testa dall'altra parte. A Mestre c'è un contesto di degrado che si è tradotto in una guerra tra poveri, ha spiegato, un fenomeno sociale che non si risolve militarizzando la città. Se la proposta è pensare che questo tipo di delinquenti venga convinta da un assistente sociale, vi state sbagliando. Posso dirlo, sono libero di dire che siete liberi di dire che pensate così, però state sbagliando e la realtà vi sta dimostrando il contrario, perché noi li abbiamo gli assistenti su strada, ci sono, abbiamo messo telecamere dappertutto e continueremo a mettere, abbiamo aumentato il potere delle luci, l'abbiamo messo, abbiamo rafforzato i vigili urbani, abbiamo fatto centrali. Continuiamo a lavorare giorno e notte, tant'è che tutti ce lo riconoscono che la polizia locale c'è dappertutto. Io non sono quello che dice è colpa di questo, è colpa di quello, è colpa di tutti, è responsabilità di tutti noi, di tutti quanti. Ognuno avrà la sua, ognuno si faccia il suo esame di coscienza. Certamente così le cose devono cambiare.